Dal grigio anonimo della lamiera ai colori accesi della pop art, per la prima volta nella sua storia, Venezia apre le porte alla street art applicata agli elementi dell'arredo urbano. Succede a Piazzale Roma, porta d'accesso automobilistica alla città d'acqua, dove lo street artist Mr. Clay sta completando una vera e propria pacifica invasione, la metamorfosi di circa 30 contenitori per i rifiuti in altrettante piccole opere d'arte contemporanea. Il progetto, nato da un'idea di Paola Mar, assessore alla promozione del territorio del Comune di Venezia, vede coinvolti in totale 8 artisti. 7 stanno operando in varie zone della terraferma mestrina, mentre Mr. Clay è l'unico presidio nel cuore del capoluogo lagunare. Gli allucinati, i personaggi simbolo di Mr. Clay, bizzarri uccellini dagli occhi spalancati sul mondo, immersi in paesaggi pop, caratterizzano i contenitori così rinnovati, con anche un esplicito omaggio calcistico al Venezia Calcio, dando vita così ad una street art decorativa che si mette al servizio del decoro urbano.